Allora, sostanzialmente la novità sarà quella di poter creare una whitelist a carattere regionale per due grosse categorie che sono il noleggio con conducente e i disabili, per far sì che queste due categorie di utenti possano circolare liberamente in tutte le province della regione. Per fare questo bisogna popolare questa whitelist con tutte le targhe di tutti i veicoli interessati e in questo, per quanto riguarda la categoria dei disabili, abbiamo chiesto l'appoggio all'amica Marzia che si occuperà di raccogliere questi dati. Noi adesso in questa fase qui stiamo chiedendo almeno un paio di targhe ai disabili in sede di rilascio e di rinnovo dei contrassegni. Oggi cosa succede e qual è il rischio appunto quando partiranno i nuovi occhi elettronici ai varchi d'accesso? Beh, il rischio sarà quello di prendere una sanzione. È chiaro che cercheremo di, nella fase iniziale, cercheremo di avere un attimo la mano leggera e evitare di sommergerci di contenzioso e verbali che poi andranno archiviati. Quindi la volontà non è certamente questa, è quella di fare le cose con intelligenza e quindi ridurre al minimo lo spreco di tempo e denaro per tutti quanti.